Per la trasferta di domenica prossima contro il Castellammare, il tecnico Totò recupera il difensore Alfonso Cipolla, che ha terminato di scontare le 3 giornate di squalifica. Per il resto tutta la rosa è a disposizione, avendo recuperato anche il centrocampista e Pirrone a tempo pieno. La squadra ha completato la preparazione ed è pronta a dare battaglia per la conquista dell'intera posta in paglia per non staccarsi troppo dalla coppia Dattilo-Canicattì che la precede in classifica generale. Tra l'altro va sottolineato che proprio le due battistrada, rispetto alla compagine dei templi, avranno un turno favorevole. Il Dattilo infatti ospiterà i cugini del Mazzara, mentre il Canicattì sul campo amico di Ravanusa se la vedrà con il CUS Palermo. Si tratta di un'altra giornata campale dove chi sbaglia arretra in classifica generale. Dovrebbe essere un turno apparentemente facile anche per l'Agrigentina Pro Favara, che sarà ospite del non certo irresistibile Alcamo. Altre gare di cartello si giocano a San Cataldo, dove sarà di scena la Parmonfal, e l'Oratorio Marineo, che se la vedrà con il Geraci. La gara a Castellammare Acregas verrà diretta da Gianluca Livigni di Palermo, assistenti Vito Licari e Giovanni Figuccia, entrambi di Marsala. Vi attende una gara dura, un avversario che è duro a morire e i risultati conseguiti in questo girone di andata la dicono tutta. Io partite morbide non ne conosco. Avete visto domenica il Monreale, vero che la maggior parte della responsabilità è nostra, che il secondo tempo abbiamo mollato un pochettino, ci siamo soltanto accontentati del risultato pieno. Però partite, appena tu molli il fianco gli avversari ti vengono addosso, quindi è normale, la domenica è sempre partita dura. Avete recuperato Alfonso Cipolla, lo manderete subito in campo? Beh, Cipolla ha scontato le squalifiche, non è che l'abbiamo recuperato. Cipolla ha finito di scontare le squalifiche e adesso è a disposizione. Noi cercheremo di mettere sempre, come sono abituato io, il meglio di quello che posso trarre fuori da questa rosa e sicuramente sarà della partita, a meno che di problematiche, ma non credo. Rispetto È un giocatore di esperienza che può sicuramente dare la sua. Rispetto all'ultima gara giocata in casa e vinta con il Monreale, pensate di cambiare modulo oppure quello che dovrebbe cambiare è la maggiore convinzione di potercela fare? Dalla mia esperienza calcistica, da giocatore e da allenatore, non ho mai avuto e dato tanto peso al modulo di gioco. Io ho sempre dato importanza all'atteggiamento che la squadra assume in campo. E poi si può giocare a 3, si può giocare a 4, queste sono tutte cose, diciamo, di coreografia, perché tutto quello è l'idea di calcio che hanno i giocatori in campo, perché i moduli sono relativi e sono relativi anche alle qualità dei giocatori e di come si sanno muovere in campo, quindi eviterei di parlare di moduli. Io invece sottolineerei, come tu giustamente hai fatto, l'atteggiamento in campo che va tenuto nei 100 minuti e non soltanto nei 90, quindi la partita è mai finita e avversari che perdono sicuramente non ce ne sono. Quindi questo è quello che dobbiamo noi sottolineare. Sì, è una squadra organizzata che da un po' di anni gioca insieme, giustamente vengono da un risultato negativo fuori casa, però noi siamo là ragazzi, dobbiamo farci rispettare anche fuori casa, quindi ci sarà una bella partita, speriamo. E domani pensi di essere in campo? Beh, io sto bene, qua le scelte le fa il mister, io sono sempre pronto, quindi qualsiasi minutaggio giocherò, quindi mi farò trovare pronto. Con il mister Vullo sei stato impiegato più da mezzala che da punta pura. Come ti trovi in questo nuovo ruolo? Guarda, quando stai bene col gruppo non è importante il ruolo, è importante sudare la maglia e fare bene, quindi a prescindere dal ruolo.